Nonostante le assenze forzate di Ginanni, Mecca e Nozzoli, il Futsal Pistoia è riuscito a battere con pieno merito il Blue Orange per 6-3 nel campionato di Serie B. La squadra di mister Biagini ha sofferto per un tempo, poi quando è riuscita a prendere le misure agli avversari ha preso il largo. Le reti degli arancioni sono state firmate da Roselli e Di Lauro, autori di una doppietta, da Chiappelli e da Bonaccorsi. Il portiere Cavagni si è fatto applaudire per aver parato 2 tiri liberi. Con questo successo Pistoia si porta nelle zone altissime della classifica, occupando la 4ª posizione a pari punti con il Cuspisa, che però ha una partita in più. La terza piazza per ora della Poggi Ponzese è a un solo punto di distanza. Sabato il Futsal giocherà a Grosseto con l'Atlante, ultimo in classifica. Pensi che possiamo aspirare a qualcosa di più della semplice salvezza quest'anno? No dai, per ora rimaniamo sempre coi piedi per terra. La voglia della squadra è quella comunque di far bene. Poi vediamo partita per partita quello che viene. Oggi mancavano 2 giocatori, anzi 3 giocatori di importanza fatale, tra cui i 2 pivot. Eppure Michael Cappelli, classe 92, è entrato e si è meritato il posto. Che ne pensi di questi giovani dell'Under 21? Ma io credo che a parte Michael, anche lo stesso Coccai, il nostro porterino Selvaggio, sono giovani validi e che hanno la voglia di farsi vedere, e bisogna noi comunque dargli mano sempre di più di crescere, perché sono ragazzi veramente, prima cosa, brave persone, ragazzi veramente con dei mezzi che per l'età che hanno sono veramente buoni.